Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione. L'evento, l'intera settimana di incontri, confronti e dibattiti in tema di educazione organizzato dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con IM Servizi. Ecco, ben ritrovati a tutti voi, vi ricordiamo che trasmettiamo dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, che ringraziamo, insieme all'Istituto Comprensivo di Appartenenza, il Vittorio Veneto I, e insieme all'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II. Questa intera settimana è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale che è stata spesso presente qui con la persona del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore alle politiche scolastiche, e oggi abbiamo con noi l'assessore alla cultura, Antonella Uliana, alla quale diamo subito la parola per un gradito commento, benvenuto e saluto. Grazie dell'invito. In una serie di giornate così intense sull'educazione che hanno tra l'altro osservato e analizzato il tema a 360 gradi da tutti i punti di vista, io credo che certamente non poteva mancare una riflessione che secondo me è fondamentale sull'importanza della musica nell'ambito educativo. Io credo di non dire nulla di nuovo quando affermo che la musica è fondamentale per la crescita dell'individuo. Noi ci crediamo particolarmente, infatti ne parlavo anche questa mattina. Come biblioteca civica abbiamo in attivo un progetto che si chiama Nati per la musica, nel quale intendiamo avvicinare le giovani coppie alla musica perché la possano trasmettere ai loro piccoli, per educarli fin da piccoli a questa sensibilità. La musica è per noi un motivo fondamentale a Vittorio Veneto di vanto. Vittorio Veneto è la città dove è nato Lorenzo da Ponte, il celebre librettista di Mozart, e volendo sviluppare sempre di più Vittorio Veneto come città della musica, abbiamo appena chiuso la scorsa settimana un concorso internazionale di violino. Avremo a breve un concorso corale. Quindi la musica è presente nella nostra programmazione, la programmazione di questa amministrazione, perché siamo veramente convinti che abbia un valore importante. Io credo che dovrebbe essere insegnata la musica in ogni scuola di ordine e grado. E quando parlo di musica parlo non dell'avviamento ad uno strumento musicale, ma proprio della storia della musica, che è fondamentale come la storia dell'arte per la cultura della nostra Italia, del nostro paese. Quindi Vittorio Veneto, città d'arte, città della musica, e anche da questo bellissimo festival e da queste interessantissime giornate sull'educazione, perché no, andando avanti nel futuro, anche città dell'educazione. Grazie. Grazie Antonella Uliana per questo saluto e questo contributo. La musica come tema dell'incontro di oggi, un tema che naturalmente ci sta molto a cuore e che tratteremo con degli ospiti di eccezione. È in studio qui con me oggi il dottor Stefano Daros, che è dirigente scolastico del Liceo Marconi di Conegliano, che tra gli altri indirizzi ha anche appunto un indirizzo musicale. Quindi benvenuto, dottor Daros. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Più tardi le daremo naturalmente la parola per un contributo a questo incontro di oggi, che si intitola Ascoltare l'invisibile, la musica a 432 Hz nei contesti educativi. Parleremo di questo tema con Emiliano Toso. Emiliano Toso è biologo, compositore e musicista. Non ne parleremo solamente, ma ascolteremo Emiliano Toso proprio coerentemente con il messaggio che ci vuole dare, ma non svelo, anche se l'immagine già vi aiuta a comprendere, non svelo che cosa accadrà. Ecco, la musica, come le neuroscienze stanno dimostrando, ha un'influenza fortissima sul nostro corpo, sulla nostra mente, a livello molecolare, cerebrale e molto di più, e può dare un contributo veramente significativo al nostro benessere, anche nei contesti educativi. E quindi era molto importante per noi introdurre questo tema, come ha ben detto l'assessore, perché è uno dei tanti linguaggi non verbali che possiamo utilizzare per arrivare a favorire la salute e il benessere.
Abbiamo detto più volte durante questo festival che una possibilità degli adulti è di agire sul contesto e di arrivare a portare il proprio sguardo ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in maniera più consapevole e utile alla loro crescita, e quindi oggi con grandissimo piacere esploriamo anche questa nuova opportunità che ci viene illustrata da Emiliano Toso. Emiliano Toso, al quale diamo il benvenuto e passiamo immediatamente la linea ringraziandolo per essere qui con noi.
Buongiorno a tutti e grazie per il vostro invito e grazie per avermi portato a Vittorio Veneto, una città in cui sono stato un po' di anni fa a suonare. Adesso mi è venuto in mente, vedendo il filmato, quella che era un po' il panorama e l'energia anche delle persone, la vibrazione delle persone. Mi piace proprio quando entro in una nuova città anche cercare di percepire quelle che sono le vibrazioni delle persone che mi accolgono, il cibo, il vino, le strade, il tempo, se c'è il cielo, il mare, un po' il verde, e la musica anche. Vedo che lavorate molto anche nel campo musicale, questo è molto importante, soprattutto in questo periodo storico in cui la cultura in generale è stata un pochino messa da parte. Noi artisti ce ne siamo accorti, ma credo chiunque non può più facilmente raggiungere un concerto o la possibilità di incontrarsi e di condividere. Per me la musica è importante proprio come una condivisione, non tanto come un'esibizione. Spesso mi porto il mio tamburo che mi sono costruito e passo prima di iniziare il concerto tra di voi, guardandovi negli occhi, proprio con uno sguardo, come si chiama questo convegno e questo festival. È importante entrare in connessione con voi, con gli occhi, per creare un po' un patto di fiducia che mi consente di esprimere il fatto che non sono venuto qui per un'esibizione, per far vedere se sono bravo o non sono bravo, è bella, è brutta questa musica, ma semplicemente per condividere qualcosa di molto intimo, qualcosa di molto profondo che ho sempre sentito dentro di me e che a un certo punto la vita mi ha preso e mi ha detto 7 anni fa: guarda che questa parte tua la devi condividere con le persone intorno a te, perché non solo fa bene a te, ma fa bene anche agli altri. Per me è stato qualcosa di molto forte, perché nessuno aveva mai ascoltato la mia musica, e quindi quando ho cominciato a condividerla, a vedere che le persone intorno a me, nei vari ambiti, in quello educativo che ben conoscete, ma anche in ambito sanitario, dalla sala operatoria alla sala d'attesa, ai dentisti, gli odontotecnici, i psicologi, nel campo medico, anche nel campo più, diciamo, legato al benessere, più olistico, quindi dei massaggi, delle spa, dei posti dove si sta bene, e anche nel campo dell'agricoltura. In questi ultimi anni è interessante vedere come translational music abbia degli effetti importanti sulle piante, sulla crescita degli ortaggi, dei frutti e anche dei semi, e anche nel campo dell'allevamento. Quindi tutto questo ha fatto sì che, una volta che il mio nuovo manager, l'universo, non più i manager tedeschi e svizzeri che avevo nell'istituto in cui lavoravo prima da scienziato, mi ha detto: guarda che adesso ti sposto in questa nuova vita, in questa nuova forma di espressione, che non è più quella dello scienziato che guarda al microscopio e deve eventualmente condividere le sue scoperte, ma è quella in cui dovevo condividere con un pianoforte a coda la mia musica, a mio modo soprattutto. E questo è importante, una parola chiave che sento forte in questa condivisione oggi con voi, è proprio ognuno a suo modo. E quindi io sento che con questo mio modo, a piedi scalzi, con il mio pianoforte, la mia matitina verde, il mio modo di scrivere la musica, di leggerla, che è diversa da quella, diciamo, normalmente che si trova nei conservatori, questo è il mio modo di condividere questa vibrazione che può aiutare molte persone a stare bene nella propria salute, anche a focalizzarsi nel campo della memoria. Molti studenti, diciamo dall'asilo nido fino all'università, utilizzano i miei brani per concentrarsi, per memorizzare, per dare gli esami, oppure nelle scuole gli insegnanti lo utilizzano come sottofondo durante un compito in classe, un workshop, perché aiuta comunque la focalizzazione, la collaborazione, anche quando si fanno dei laboratori di gruppo. È qualcosa che già si sa nel campo della musica. La musica è nata insieme all'uomo. Da quando c'è l'uomo abbiamo delle prove di centinaia di migliaia di anni fa, in cui ci sono già dei graffiti che rappresentavano l'uomo con la musica,
è stato trovato un flauto di 40.000 anni fa in Germania con i buchi, gli intervalli proprio tra una nota e l'altra che sono gli stessi del sistema temperato tuttora presente. E quindi è interessante vedere come l'uomo, da quando è venuto sulla Terra, si è sempre portato con sé la musica. Questo è un dato di fatto, cioè ha avuto questa intuizione, ha avuto questo istinto di portarsi con sé uno strumento che ha ritenuto fondamentale in qualsiasi cultura, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento della storia, durante le guerre, durante la pace, in culture molto avanzate, in culture ancora tribali, ha voluto portarsi con sé i tamburi. Ci si guariva con il tamburo una volta, non c'erano i farmaci, quindi si chiamava lo sciamano con il tamburo. Quindi è interessante vedere come l'uomo istintivamente, intuitivamente, non aveva gli strumenti per dimostrare dal punto di vista scientifico quanto la musica facesse bene al proprio corpo, ma ha deciso di portarsela sempre con sé. E visto che si parla di invisibile, è interessante vedere come se la portasse con sé, soprattutto nei momenti in cui è difficile descrivere che cosa sta succedendo. Nella nascita, per esempio, da dove arriviamo? Cosa succede quando uno spermatozoo e un ovulo si incontrano nella pancia di una mamma e da lì nasce una nuova vita? La scienza, la mente arriva fino a un certo punto, poi deve lasciare lo spazio all'arte, alla musica, qualcosa di più sottile che possa spiegare qualcosina di più. E poi durante, per esempio, la malattia, io suono molto negli ospedali, viene utilizzata nei principali ospedali d'Italia e del mondo la mia musica per aiutare nei processi di guarigione, soprattutto negli aspetti emozionali, negli aspetti della guarigione emozionale e dopo la guarigione fisica. Durante i grandi cambiamenti, ed è per questo che durante il lockdown è stata utilizzata tantissimo anche nelle case di riposo, ma anche ognuno nella propria casa, i momenti in cui abbiamo difficoltà a capire che cosa succede, c'è troppo silenzio, siamo staccati da tutto, dobbiamo aumentare le nostre connessioni anche con l'esterno. E poi durante il fine vita lavoro molto con gli ospedali e persone che accompagnano i morenti appunto al fine vita per rendere quei momenti più dolci, più lievi. Quindi vedete come l'uomo utilizzi la musica soprattutto in quei momenti in cui con la mente non riesce ad appagare la sua curiosità, la sua conoscenza, la sua capacità di crearsi del bene. Io non vi vedo che avete tutti la telecamera spenta, questa è una cosa che non mi succede mai, quindi spero che mi sentiate, mi vediate e che dica qualcosa di interessante. Non riesco a vedere nessuno dei vostri occhi, comunque per trovare un riscontro. Ecco, vedo Marco, ma sentiamo tutto spero bene. che vada tutto bene. Va tutto bene, Marco, grazie per il tuo riscontro. E quindi adesso vorrei suonarvi un brano che suono spesso nelle scuole, grazie anche con la chat, così ogni tanto vedo che mi vedete, mi sentite. Un brano molto forte che mi chiamano a suonare, per esempio, nelle scuole medie, per raccontare cosa avviene quando nasce una nuova vita. Io, come diceva Marco nella presentazione, ho avuto due percorsi molto diversi. Ho avuto questa fortuna, questa possibilità nella mia vita di avere due percorsi formativi completamente diversi l'uno dall'altro. Questo mi hanno intervistato in molte riviste anche su questo, perché per voi insegnanti, per voi che avete a che fare con l'educazione dei vostri figli o dei ragazzi nelle scuole, può essere comunque un'idea sentire, avere a che fare con una persona che ha avuto questi due percorsi. Il primo completamente istituzionale. Immaginatevi il percorso classico, no? Dopo che sono nato i genitori mi hanno detto che alcune cose andava bene farle, altre no. Ho fatto il chirichetto, ho fatto le elementari, le medie, ho preso dei bei voti, quindi sono rimasto promosso, poi ho dovuto scegliere il liceo scientifico, anche lì prendendo dei bei voti rimanevo promosso. Immagino un po' come il treno che ha le diverse stazioni, quindi se va bene si va avanti, tac, terza stazione, quarta stazione. Poi ho dovuto scegliere l'università
E all'università ho scelto biologia perché mi piaceva la scienza della vita, i colori, la natura, come siamo fatti soprattutto, la nostra comunità di 50.000 miliardi di esseri viventi che sono dentro di noi contenitori di tutti questi esseri viventi. Mi piaceva andare nel piccolo perché mio papà vendeva le radio, quindi mi piaceva aprire le radio e andare a vedere se c'era qualcosa che non funzionava. Mi sembrava che più si andava nel piccolo e più si riusciva a capire cosa non funzionasse. Quindi mi piaceva andare a scoprire come funzionano i nostri organi, come funzionano le nostre cellule. Poi ho preso un dottorato in biologia molecolare per andare a vedere che cosa succede dentro le nostre cellule, quindi le molecole che formano le nostre cellule, il DNA, quindi il libretto di istruzioni, poi lo spartito che guida tutte le nostre cellule nel nostro corpo. Come le nostre cellule passano dall'informazione alla materia. Lì ho avuto poi la fortuna di essere un pioniere in alcune tecnologie della biologia molecolare e quindi di fondare un laboratorio. Ho potuto assumere dei ragazzi strepitosi, 25 ragazzi che lavoravano con me, soprattutto riguardo al sequenziamento del DNA, quindi cosa c'è scritto in quel libretto di istruzione. E quando stavo per diventare dirigente in quell'istituto in cui lavoravo, come dicevo prima, l'universo, la vita mi ha spostato improvvisamente su un'altra dimensione. Mi ha spostato per guardare un po' meglio l'altro percorso. L'altro percorso è un percorso, quello della musica, molto più selvaggio. Un percorso che è nato da quando ero piccolo, in cui adoravo la musica, quando passava la banda del paese qua sotto a casa mia, io tremavo tutto, poi qualsiasi strumento provavo a suonarlo, qualsiasi cosa che suonasse, anche i coperchi delle pentole. Però questo percorso non è mai stato accompagnato dal giudizio, dal treno che diceva ok, questo va bene, adesso puoi accedere a quell'altra parte. Quindi ho imparato a suonare la tromba, poi mi sono trovato un pianoforte in casa e utilizzavo segretamente quel pianoforte, nessuno sapeva che avessi un pianoforte, mi chiudevo dentro la sera e trasferivo le mie emozioni attraverso quel pianoforte. Grazie al silenzio che era un po' come un foglio bianco che avevo davanti, le mie emozioni, che erano tutti i colori che trovavo lì in quella stanza, li trasferivo attraverso il pianoforte su quel silenzio, quel foglio bianco, e mi riascoltavo. E questo processo un po' di linguaggio, anche di catarsi delle emozioni, mi consentiva di stare meglio. Poi a un certo punto, con la mia matitina verde, ho deciso di scrivermi alcune di queste cose che suonavo, non le chiamavo nemmeno composizioni. La prima l'ho scritta nel 1992, ho cominciato a scrivere e a 40 anni la vita, per il mio 40° compleanno, il 16 di ottobre, quindi domani celebrerò di nuovo cosa era stato 7 anni fa, 8 anni fa ormai. E che cosa è successo? Che ho voluto farmi il regalo più bello della mia vita, ed è una cosa che vi propongo di farvi una volta nella vita: scegliere voi il regalo più bello che volete farvi a voi stessi. E ho deciso, dopo mesi di dubbi, uscendo dalla doccia una sera, ho detto: faccio un disco, un CD delle mie composizioni preferite. Una follia totale, perché non sapevo minimamente da che parte si cominciasse a fare un CD, non avevo neanche un pianoforte a coda, non avevo un microfono, non sapevo dove andare a registrare, non sapevo da che parte si cominciasse. Una delle prime cose, non so se vi è mai successo, quando avete un'idea così folle, ogni tanto la vita vi accompagna e da quel momento vi fornisce tutti gli elementi che vi consentono di creare quel sogno sulla terra. Perché quello fino a quel momento era solo un sogno, cioè io uscendo dalla doccia, aprendo la porta, avevo in mente il mio CD, ma non sapevo da che parte iniziare, avevo bisogno di tutti questi elementi. Mi è arrivata tutta questa tavolozza magnifica di colori, tra cui la mia mamma, che ha deciso lei è sempre stata una pittrice, ma ha detto: io posso tradurre le tue composizioni in acquerelli. Vedete gli acquerelli che ci sono lì dietro? Sono delle mie composizioni che la mia mamma traduce, quindi avevo la possibilità di fare una copertina, le persone potevano vedere la mia musica, prima ancora di ascoltarla. Quindi ho deciso di fare questo CD e ho deciso di regalarlo ai miei 70 invitati per il compleanno e pensavo che finisse tutto lì.
In realtà poi l'universo ha deciso di fare un ulteriore passaggio, perché questi invitati l'hanno condivisa con altre persone, l'hanno portata in sala parto da un maestro yoga nei posti più impensati, e hanno cominciato a dirmi che questa musica era molto importante per la salute dell'uomo, poteva essere utilizzata in questi campi. Quindi la mia vita è proprio cambiata molto velocemente, ho dovuto lasciare quel lavoro istituzionale, il mio laboratorio, e ho dovuto dedicarmi a portare in giro per il mondo la mia musica, suonarla in pubblico, che era una cosa forte per me condividerla, ho dovuto proprio sentire questa unione senza giudizio, e girare il mondo anche a spiegare quali sono gli effetti della musica sulle nostre cellule, sul nostro corpo, sulla nostra salute fisica, anche sulla nostra salute emozionale, mentale. E come dicevate nell'introduzione, la neurobiologia spiega molto bene gli effetti della musica sul nostro cervello e la rivoluzione biochimica che porta i nostri organi cambiandone la funzionalità. Ci sono centinaia di articoli ormai che parlano degli aspetti proprio dell'ascolto e di come l'ascolto del cervello cambia l'attività di alcune nostre ghiandole, quindi il rilascio di ormoni che vanno nel nostro sangue, cambiano la funzionalità dei nostri organi. Ma quello che è ancora più interessante e che sta arrivando in questi ultimi anni è che quello che si è unito dentro di me, biologia e musica, si sta unendo anche fuori nel mondo. Ci sono scienziati che stanno studiando gli effetti della musica sulle nostre cellule. Non solo, stanno studiando di come ogni nostra cellula è uno strumento musicale. Pensate che noi siamo un contenitore di 50.000 miliardi di strumenti musicali che comunicano tra di loro attraverso la chimica, ma anche attraverso la luce e il suono, con frequenze udibili oltretutto, ad un volume molto basso, quindi per ascoltarle dobbiamo mettere un microfono a punta atomica in una cellula e sentire il suono di una cellula che sta bene, il suono di una cellula che sta male, che è diverso, il suono di una cellula morta, ancora diverso. Pensate come l'unione di questi due mondi che sembravano così diversi tra di loro, la scienza e l'arte, la scienza della vita, la biologia e la musica, si stiano intrecciando tra di loro. Io sono veramente commosso dal vivere questo momento storico in cui stiamo unendo due potenzialità così grandi, due prospettive così grandi. Quella della scienza, bellissima andare a vedere cosa succede dal punto di vista meccanicistico durante una fecondazione, quando due cellule si uniscono e da lì nasce una nuova vita. Si toccano miliardi di volte, ma solo quello spermatozoo a contatto con quel punto dell'ovulo fa nascere una nuova vita, un profumo, un suono, qualcosa di molto grande che la scienza fatica a spiegare come si muove una cellula, cosa sente una cellula, come danza una cellula e ulteriormente come comunica attraverso il suono. Ha bisogno dell'arte. Pensate che bello questo momento storico in cui siamo tutti chiusi dentro, un po' impauriti da quello che succede fuori, ma contemporaneamente si riporta potere all'arte e alla musica, il potere di prendere per mano la scienza e di spiegarle e di farsi spiegare, quindi di nutrire specificamente le proprie conoscenze, vicendevolmente le proprie conoscenze su come la musica, mi viene da dire, dà movimento alla scienza, spiega come queste cellule si muovono, cosa percepiscono, cosa sentono. Questo va al di là di quello che ho visto per più di 20 anni al microscopio, come le ho colorate, come le ho studiate dal punto di vista biochimico della materia. Spero che mi seguiate e quindi voglio suonare con voi questo brano che vi dicevo, che parla della fecondazione, che ho scritto il giorno dei morti, ho poi scoperto il 2 di novembre, e si intitola Il miracolo della vita. Ogni volta che suono questo brano mi viene in mente una cosa ancora più grande di quella che dell'unione tra la scienza e l'arte. Mi viene in mente l'unione tra la vita e la morte. Pensate che
nel nostro corpo ogni giorno miliardi delle nostre cellule muoiono e lasciano il posto a miliardi di nuove cellule, quindi noi siamo in continua rinascita fisica proprio della materia, delle cellule nuove, ricostruiamo la nostra pelle, il nostro cuore, il nostro corpo ogni giorno. E per ricostruirlo utilizziamo degli elementi che arrivano, l'azoto, il carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno, che arrivano da stelle che sono morte miliardi di anni fa. Portiamo dentro di noi, attraverso il respiro, attraverso l'acqua, attraverso la nutrizione, le proteine, animali, vegetali, l'acqua, l'aria, ma anche questi elementi che contengono la memoria di stelle di miliardi di anni fa. Quindi mi viene in mente come con questo brano possiamo unire noi con quello che ci sta intorno, con l'universo, le stelle, il mondo delle stelle intorno a noi, e possiamo unire la vita e la morte dentro di noi.
Ecco, prima di lasciare lo spazio alle vostre domande, perché ho ancora un attimino, Marco? Certo, 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 volentieri. Grazie, ecco perché ti vedevo. Volevo ancora dire due parole su un fatto che è accaduto più o meno un anno fa e di cui avrete sentito probabilmente parlare nei telegiornali. Il fatto che alla fine di un concerto, alla fine di settembre dell'anno scorso, è arrivato nel mio camerino il professor Trignani, un neurochirurgo che opera all'ospedale Salesi di Ancona, uno dei più importanti d'Italia, questo neurochirurgo, insieme al direttore dell'ospedale del Salesi. E mi hanno detto: noi utilizziamo la sua musica durante le operazioni chirurgiche per concentrarci, per focalizzarci, per mantenere il clima soprattutto di armonia tra tutte le varie figure. Ma ci piacerebbe chiedere una cosa: se fosse possibile avere lei con il suo pianoforte, questo pianoforte di 500 kg, dentro la sala operatoria, che lei potesse suonare durante un'operazione ad un bambino di 10 anni, un'operazione molto delicata di 5 ore e una duplice asportazione di tumore al midollo spinale. E questo per darvi un'idea di come, dice il titolo, no? In quel momento avevo finito il concerto, ero contento, mi sembrava conclusa la giornata, mi è arrivata una proposta di questo genere, quindi non posso decidere con la mente se partecipare o no, devo ascoltare il cuore. E visto che parliamo di ascolto anche in questa rassegna, io credo sia l'ascolto uno dei talenti più importanti che possiamo coltivare giorno per giorno. La musica ci aiuta molto ad entrare nel silenzio, nell'ascolto dell'altra persona, non soltanto da quello che vediamo e sentiamo dalle orecchie, vediamo dagli occhi, ma anche da qualcosa che va oltre. Ed è molto importante, soprattutto credo in questo periodo storico, riportarci questo talento che era molto sviluppato, i popoli nativi lo utilizzavano quotidianamente per sentire che cosa era meglio fare. Adesso utilizziamo i telefoni, utilizziamo le previsioni del tempo, utilizziamo i sistemi più avanzati, ma spesso ci dimentichiamo di allenare questo strumento fondamentale che abbiamo qua dentro il nostro corpo che è il nostro cuore. Quindi ho risposto di sì, che a un certo punto ho chiuso gli occhi, ho sentito che lo dovevo fare, ma è stato molto interessante vedere come si sviluppava questo esperimento. Non era un esperimento, ma questa esperienza, che è stata la prima volta al mondo in cui la musica ha avuto un ruolo fondamentale, oltretutto durante il periodo Covid, quindi con tutti i rischi del caso, ma in quell'ospedale si è portata questa pietra miliare di utilizzo della musica dal vivo con le corde, perché per me è molto importante che le corde vibrino proprio nel punto in cui si devono ascoltare, e che la musica fosse non soltanto un sottofondo, ma i chirurghi e tutti gli strumentisti, le persone che prendevano parte a questa operazione, ci siamo sentiti un po' come un'orchestra che doveva salvare la vita a questo bambino, ognuno a suo modo. Questo patto di fiducia che c'è stato prima dell'intervento, ci siamo incontrati con il bambino e con i suoi genitori, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ok, ognuno a suo modo, il chirurgo col bisturi e il microscopio, lo strumentista con i suoi strumenti, la psicologa, l'oncologo, gli infermieri, e io col pianoforte non sapevo che cosa avrei fatto, perché è un pianoforte normalmente che viene utilizzato in un teatro di 1000 persone, quindi ha un volume molto forte, ed ero lì a 1 metro da quel bambino, quindi appena toccavo un tasto il bambino e l'equipe sentivano proprio forte la vibrazione. E quindi dopo un attimo mi sono entrato nella musica, ho come perso la mia identità, ed è come se mi arrivasse tutto quello che dovevo fare in quel momento. È stata un'esperienza molto importante, perché le misurazioni che sono state fatte hanno testimoniato anche l'importanza della musica, sia durante l'operazione che poi nel recupero anche fisico e di tutte le funzionalità del bambino. È stato importante per mantenere quel clima di armonia, di collaborazione che è proprio dentro di noi. La notizia, credo, più bella che ci arriva dal mondo della scienza in questo momento storico è che noi siamo nati per collaborare, siamo nati per incontrarci, per abbracciarci. Se potessi
portare ciascuno di voi con il microscopio dentro il nostro corpo, vedremo come le nostre cellule, che hanno un'intelligenza di milioni di anni, sono nate milioni di anni fa, hanno sviluppato questa capacità e questa natura di collaborare tra di loro, di prendersi per mano, di formare un cerchio, di mettersi d'accordo, di accettare le cellule vive, le cellule morte, le cellule belle, le cellule brutte, quelle vecchie che accettano quelle giovani. Quindi credo che la comunità che abbiamo dentro di noi sia il migliore esempio, soprattutto in questo momento storico, di come noi siamo nati per vivere in quel modo. Non tanto quello che vediamo per televisione, forse ci stiamo un po' confondendo, ma presto sono sicuro che l'uomo riscoprirà la sua vera natura, che è quella di collaborazione. Tra l'altro questo tema sono stato invitato a portarlo alla Camera dei Deputati, quindi non vedo l'ora di poterlo fare appena ci sarà la possibilità, attraverso la musica, attraverso la mia esperienza di biologo cellulare, di portare questa vibrazione di come siamo nati per stare bene, per collaborare tra di noi, per prenderci per mano, accettare le nostre diversità e anzi nutrirci delle nostre diversità per crescere. Grazie Emiliano Toso. Sono arrivati anche degli spunti veramente interessanti che più tardi ti leggeremo e ci sono dei legami anche con gli incontri precedenti che abbiamo realizzato fino ad ora. Vorrei fare qualche aggancio con altre cose molto belle che abbiamo ascoltato in questi giorni. Per esempio poco fa ci hai raccontato come sei entrato in questa dimensione in cui ti sei perso durante l'intervento e questo si è realizzato moltissimo con un incontro che abbiamo fatto con la professoressa Gabrielli sullo stato di flusso. Però ci sono anche molte cose veramente interessanti che si allacciano al nostro tema, allo sguardo che noi possiamo portare nei confronti dei bambini e dei ragazzi e le cose che ci stai raccontando sono un contributo bellissimo. Per esempio lo stesso fatto di lasciare degli spazi vuoti, di attendere la vibrazione, di stare al tempo di qualcosa che non dobbiamo per forza controllare. Ecco, per esempio mi ha molto colpito lo spazio che tu lasci prima di suonare e al termine, questo piccolo rito, se posso chiamarlo così, al termine del brano, anche il silenzio, la risonanza, che sono tutte cose che non ci appartengono molto nella vita faticosa di tutti i giorni, con cui facciamo fatica a rientrare in contatto e invece ciò che tu ci stai portando attraverso la musica, ma anche attraverso i tuoi racconti, la tua esperienza, addirittura attraverso il tuo tono di voce, sta testimoniando come una cosa di grandissimo valore, di cui come adulti, anche educatori, possiamo riappropriarci a beneficio della relazione con i nostri bambini e bambine e con i ragazzi e con le ragazze. Per esempio anche una professoressa dice: io questa cosa la proporrei 5 minuti tutti i giorni prima di ogni lezione. Ecco, vorrei un commento da parte tua rispetto a questa cosa del tempo che la vibrazione richiede, che il contatto con noi stessi richiede, che la relazione richiede e anche un tempo per il silenzio, per l'ascolto. Bellissimo, guarda. Vedendo di quella professoressa, molti professori e maestri dall'infanzia fino all'università utilizzano la mia musica durante la quotidianità proprio a scuola. Quindi chi la lascia come sottofondo, chi la mette 5 minuti o 10 minuti tutte le mattine, soprattutto chi ha a che fare con bambini epilettici o bambini che hanno problemi comportamentali, hanno visto proprio delle differenze incredibili di come si svolge la giornata con e senza quei minuti iniziali. E riguardo a quello che dicevi tu, la musica, uno dei primi che ha cercato di spiegare perché l'uomo ha sempre avuto bisogno della musica è stato Charles Darwin ed è arrivato alla conclusione, diciamo un po' affrettata, che servisse soltanto per attirare il proprio partner. E per fortuna poi più avanti sono state prese delle vie un pochino più profonde dal punto di vista della nostra coscienza. E ci sono degli articoli del 2004 e del 2006 che sto studiando proprio in questi giorni per scrivere il mio libro, che parlano di come la musica probabilmente sia stata intuitivamente scelta dall'uomo per allineare il proprio ritmo con il ritmo della natura, dell'ambiente intorno a sé in cui vive. E questo mi piace molto perché siamo
un insieme di ritmi, il ritmo del cuore, il ritmo del respiro, il ritmo dello sguardo, il ciclo femminile, per il ciclo mestruale femminile, il ritmo della digestione, il ritmo delle nostre stagioni, quindi dalla giovinezza fino alla vecchiaia, alla morte, dalla nascita alla morte. E vediamo fuori di noi degli altri ritmi, il ritmo delle stagioni, il ritmo della natura che ci propone il ciclo della luna, per esempio. E quindi l'uomo ha sempre avuto questo desiderio e pare che la musica, attraverso il suo ritmo, attraverso il suo silenzio, attraverso la capacità che ha di alternare il silenzio con qualcosa di molto delicato, con il fuoco, la terra, e poi di nuovo l'aria, l'acqua, i 4 elementi della musica, i 4 elementi della natura, i 4 elementi dentro di noi, questa possibilità di interfacciarci con l'esterno e quindi di sentire come quando siamo allineati con la natura intorno a noi stiamo meglio. Quindi credo che questo sia qualcosa proprio che ha a che fare, lo sento molto forte, diciamo, questa capacità che è uno strumento così importante come la musica sull'uomo. Certamente, grazie mille per questa sottolineatura che si aggiunge ad un concetto chiave che ci ha accompagnato fino ad ora, ovvero la possibilità degli adulti educatori di utilizzare un'influenza positiva sul contesto ambientale per aiutare i bambini a stare meglio, a fare meglio, a relazionarsi meglio, anziché ricorrere sempre in qualche maniera a delle modalità che fanno leva sulla loro motivazione, sulla loro comprensione, eccetera. Qui c'è un grandissimo margine di potere per chi incontra anche delle difficoltà educative, perché se io agisco sull'ambiente e armonizzo i miei tempi, i tempi ambientali, i tempi del bambino, allora questo produrrà poi possibilità di cambiamento positivo. E la musica in tutto questo chiaramente ha un'influenza straordinaria, come ci stai raccontando. Ecco, vorrei dare la parola adesso, prima di leggere qualche altro messaggio, anche a Stefano Daros, che è il nostro ospite in sala di oggi, per un contributo, un commento o una domanda a Emiliano Toso. Ringrazio per questa opportunità perché abbiamo sentito dal relatore tanti spunti di riflessione, di approfondimento, di arricchimento. Mi sono preso alcuni appunti perché alcune cose sono veramente meritevoli di una discussione più approfondita, magari in altri momenti. Mi è piaciuto il riferimento della musica ai momenti della vita, quindi la musica a inizio vita, musica nella malattia, musica nel fine vita. E quindi mi è venuto anche un aggancio al tempo dell'ascolto. Oggi noi con le varie tecnologie a disposizione, mezzi di comunicazione, possiamo fruire la musica con diverse modalità, in ogni luogo. Ecco, dovremmo riappropriarci di un tempo, secondo me, dedicato alla musica. Fra l'altro, io non mi aspettavo di sentire musica oggi, e da musicista devo dire che al di là della valenza estetica, del gusto, della cifra stilistica di quello che abbiamo ascoltato, che comunque è di sicuro apprezzamento, personalmente ho beneficiato di un momento esclusivo di ascolto. Io ero qui, lontano da casa, lontano dal lavoro, non mi aspettavo di sentire musica, benevolmente forzato a sentire musica, ne ho fruito in maniera soddisfacente. Voglio dire che penso ai giovani oggi, studiano con le cuffiette e sentono musica di ogni tipo, leggono e ascoltano, guardano un video e magari in un'altra stanza c'è il fratello che sente musica ad alto volume. Ecco, c'è tutta questa sovrapposizione di piani sonori che secondo me merita un attimo di essere
come dire, valutata e se possiamo fare anche un'operazione di pulizia, se mi concedete il termine, nel senso che l'ascolto ha bisogno di un tempo, di un luogo, di un momento, perché altrimenti diventa un qualcosa di superficiale che passa. Ecco che a scuola, al di là degli aspetti storico-stilistici, ecco, dobbiamo educare l'ascolto, perché educare l'ascolto della musica vuol dire anche potenziare le capacità di ascolto dell'altro, stare in silenzio e quindi mettersi in una posizione di positiva accettazione di quello che ci viene offerto e proposto. Ecco, un altro spunto interessante è musica dal vivo. Da molto tempo ci sono teatri e associazioni che organizzano per le scuole momenti dedicati. Del Veneto abbiamo una ricchissima realtà associativa anche a livello come dire, qualificato, abbiamo enti teatrali, vedi la Fenice, Teatro La Fenice di Venezia ha un reparto educational molto potente, molto ben strutturato, quindi con concerti per le scuole, con momenti di ascolto. Ecco che questa parte della musica dal vivo, quindi non solo musica riprodotta, è un elemento che aiuta ad aumentare le nostre capacità di ascolto, perché quando si va a un concerto non è che contemporaneamente si legge un libro o si sfoglia un giornale, si è lì in quel luogo, in quel momento per ascoltare e fruire dell'arte proposta dall'interprete. Chiudo questa mia parentesi, poi magari potremo così commentare qualcos'altro. Un aspetto che è molto importante a livello di scuola è la pratica musicale, la pratica strumentale o la pratica vocale, che non è lontana dall'ascolto, perché suonare vuol dire anche ascoltare se stessi, cantare in coro vuol dire essere in grado di armonizzarsi con gli altri, ascoltare chi hai a fianco, sentire se sei in tempo, se sei in intonazione, se sei armonizzato appunto con chi fa musica insieme a te. Ecco che anche l'aspetto della musica d'insieme ha un valore aggiunto notevole, perché c'è tutto l'aspetto della socializzazione, dell'aspetto emotivo di gruppo, perché ognuno è portato a dare il proprio contributo, al di là delle difficoltà tecniche, dei livelli esecutivi, per un prodotto che è un prodotto d'insieme. Ecco, quindi che l'attività della musica d'insieme, l'attività corale fatta a scuola, ma anche nelle associazioni, abbiamo in Italia migliaia e migliaia di cori che proprio hanno una valenza non solo musicale, ma aggregativa e un'esperienza culturale che contribuisce a tutto tondo ad elevare lo spirito e anche, perché no, arricchire il livello di alfabetizzazione musicale. Sì, grazie Stefano. Il primo argomento è un argomento che mi tocca fortissimo, soprattutto l'anno scorso nei miei convegni in Italia, anche all'estero, parlavo di questa difficoltà che abbiamo di portare la nostra attenzione e consapevolezza all'ascolto. Mi ricordo quando andavo all'università non mangiavo quasi per comprarmi il CD o il vinile e proprio aprire il CD, metterlo o il vinile sul piatto e ascoltare dall'inizio alla fine il percorso di quell'autore, almeno la prima volta me lo ascoltavo sul mio divano preferito, nel mio momento preferito, con il volume giusto e tutto, perché per me era proprio un rituale. E purtroppo, cioè, la situazione è questa su tutti i fronti. Dal punto di vista dell'informazione, ormai abbiamo tutte le informazioni che vogliamo in qualsiasi istante sul telefonino, non dobbiamo più andare in biblioteca, aprire quel libro che cercavamo da anni e trovare quell'informazione, ce la godiamo e ce la ricordiamo per sempre. Qualsiasi informazione abbiamo accesso subito. La stessa cosa per il cibo, non dobbiamo più andare
in Francia o in India o in Australia per gustarci quel piatto che c'è solo lì. Possiamo avere tutti i piatti in qualsiasi momento a tavola, addirittura ce lo portano a casa. Quindi credo siamo proprio in questo momento storico in cui abbiamo tutto e soprattutto nei giovani però manca proprio questo respiro del gusto di trovare quel momento in cui entriamo in contatto con quel suono. Per me entrare in contatto col suono, mi piace nei miei concerti dare la possibilità alle persone di ascoltare da sotto il pianoforte, perché è qualcosa di talmente forte che uno riceve come una doccia emozionale di suono in quel momento. E io anche quando suono mi godo tutta quella musica, non sto tanto lì alla tecnica o che cosa può succedere prima o dopo, quindi mi godo lo spazio tra le note, lo spazio, il silenzio alla fine. Ringrazio quello spartito che mi è arrivato in quel giorno e grazie a quello spartito e a quella musica posso suonare il concepimento, per esempio, posso suonare la pace, posso suonare il perdono. Quindi credo sia interessante e alla fine dei miei concerti portavo proprio l'attenzione, come diceva lei, a questo rituale che è importante ritrovare dell'ascolto di un brano, l'ascolto di un concerto, l'ascolto di un suono, perché questo ci aiuta poi in tutti i settori. Sull'aspetto della pratica, mia figlia, adesso la più grande fa le superiori, ma la piccola alle medie suonano non più soltanto il flauto, almeno diversificano un po' con altri strumenti. E per me è una cosa importante che sento forte quando suono è la possibilità di esprimerci attraverso lo strumento. Spesso una volta all'anno faccio un incontro con musicisti di tutto il mondo che vogliono suonare la mia musica, gli do la mia musica solo in quel momento degli spartiti che ho creato io con tutti i dipinti e gli spiego questa cosa di quanto è bello tornare al di là della tecnica ad esprimerci attraverso lo strumento. Quindi per esempio la mia violinista l'ho portata nel bosco e l'ho fatto chiudere gli occhi senza spartito, lei non era più abituata, era legata molto alla tecnica, una violinista russa che lavora con Ennio Morricone e da 40 anni e si sveglia alle 7 del mattino e tecnica, velocità, precisione, giudizio anche, quanto ho suonato bene, quanto ho suonato male. Si stava un po' perdendo, come è facile fare, la libertà di esprimerci attraverso la musica, attraverso lo strumento. E quindi è un augurio che faccio a tutti i ragazzi che si avvicinano alla musica. Spero che ce ne siano tanti da voi a Vittorio Veneto. Qui nel mio paese si sta perdendo un po' la cultura di suonare uno strumento, mi piacerebbe che accadesse più spesso, perché io mi ricordo la sensazione di quando arriva uno strumento in casa, scoprirlo come è fatto, mi ricordo la tromba, il violino, la chitarra, come è fatto un pianoforte, una corda che vibra quando schiaccio un tasto, ci sono 3 corde che vibrano e danno quel tipo di emozione, per quanto tempo vibra, poi smetto di suonare, continua a vibrare, cosa succede? La risonanza, vibrano anche le altre corde. Che cos'è questa legge di risonanza? Sarebbe veramente da sbizzarrirci, quindi grazie di questi semini, questi input che mi ha dato e che ci hanno portato a questa condivisione. Mi aggiungo anch'io a questa cosa, se mi è concesso, perché suono anch'io uno strumento e una cosa che dico sempre è che lo strumento ci restituisce delle informazioni su come siamo in quel momento, quindi noi suoniamo quasi più noi stessi che lo strumento musicale e lo strumento musicale ci dice fuori con un suono che cosa ci sta accadendo dentro, se siamo tesi, se stiamo respirando bene oppure in maniera affannosa, eccetera, eccetera. E questo rapporto con un feedback con cui ci armonizziamo attraverso lo strumento è una cosa meravigliosa per crescere ed è una delle esperienze che noi possiamo far fare anche alle bambine, ai bambini e ai ragazzi. Una parola che hai utilizzato più volte adesso in questo intervento e anche precedentemente è il giudizio o l'assenza di giudizio, che tu hai citato anche come qualcosa che ha accompagnato il tuo percorso
Ecco, e su questo, se hai voglia di dare un'indicazione, un contributo agli educatori, gli insegnanti, i genitori che ci stanno ascoltando, perché è vero che noi insegniamo delle cose, quindi dobbiamo anche dare dei feedback, però dobbiamo anche creare un ambiente che non sia frustrante o soffocante rispetto a questi processi che stai raccontando. Sì, guarda, io non avevo mai suonato in pubblico fino appunto a 40 anni, nessuno sapeva neanche che io suonassi, che avessi uno strumento musicale in casa, malapena i miei genitori vedevano che mi chiudevo. Nel momento in cui ho condiviso, il dottor Bruce Lipton, un biologo americano importante, ha scritto dei libri, dei bestseller, mi ha detto: guarda, tu farai questo nella vita, anzi il tuo primo concerto sarà durante il mio convegno. Quindi il mio primo concerto è stato a Rimini davanti a 700 persone. Avevo qualche mese per prepararmi, non sapevo neanche minimamente cosa fare, non avevo neanche degli spartiti scritti bene, io scrivo a matita 4 appunti perché me li scrivevo per me, alcuni non avevano neanche il finale. Quindi ho sentito subito questo contraccolpo. A me piaceva andare a ascoltare i concerti. Cos'è che mi faceva così paura? La separazione. La separazione tra chi deve essere sul palco ad esibirsi e chi è il pubblico che deve giudicare. Vales, non vales, suona bene, suona male, è bello, è brutto, è triste, è allegro, somiglia a qualcos'altro, che genere è, etichettare. Questa parte non sarei mai riuscito a gestirla, anche perché appunto ho imparato da solo a suonare il pianoforte, quindi dicevo col mio modo, cosa vado a suonare lì davanti a 700 persone il pianoforte, le mie cose, le mie composizioni, per sentire se risuono bene, suono male o come muovo le mani. Io continuo a suonarmela a casa. Quindi ho sentito che avrei dovuto lavorare, gestire questa separazione, sentirmi unito col pubblico. Come dicevo prima, mi sono costruito questo tamburo per passare tra il pubblico, guardare il pubblico, le persone che erano persone come me. In quel momento avrei creato semplicemente un cerchio di condivisione e avrei condiviso delle mie vibrazioni molto intime, molto fragili, con persone fragili come me, che avranno avuto altre cose con cui risuonare. E proprio in queste settimane, forse la settimana scorsa, sto studiando molto per scrivere il libro e quindi ho letto che la musica è proprio nata così. Fino a 500 anni fa non c'era l'esibizione, non c'era separazione tra l'artista e il pubblico. Che meraviglia, ci si trovava nelle piazze, nei prati, ognuno portava il suo strumento, si suonava. Chi suonava il tamburo, chi cantava, chi danzava. Non c'era tecnica, non c'era giudizio, non c'era separazione, erano tutti pubblico e artista. E questa cosa mi ha molto commosso, perché è quello che sentivo per il mio modo poi di suonare. Io poi vado ad ascoltare musicisti di tutti i generi, dal rock al classico, mi piacciono tutti i generi di musica. Però quello che io non avrei mai fatto è l'esibizione dell'artista, ognuno ha il suo lavoro. Quindi io sono nato per stare in laboratorio, guardarmi le mie cellule, ma mi piace in questo nuovo cammino che sto facendo condividere anche la mia musica, ma in quel modo in cui siamo tutti uniti e creiamo un organismo, così come le nostre cellule. Non c'è la cellula che fa il concerto, tutte le altre ascoltano, è un continuo trasmettersi e condividere vibrazioni che servono per portare armonia e salute nel nostro corpo. Forse il concetto che hai ribadito più volte nei tuoi interventi è proprio questo della condivisione, un termine che hai usato moltissimo e che poi hai anche praticato condividendo con noi la tua musica, di cui ti ringraziamo veramente tanto. Leggo un messaggio che ci arriva da Maria Luisa Adriana attraverso Zoom, anzi ne approfitto per ricordare a chi ci sta ascoltando che può interagire con noi e porre delle domande a Emiliano Toso attraverso i social. Ecco, il messaggio dice: ho conosciuto la musica a 432 Hz dai libri che studiavo durante la gravidanza per cercare di dare alla nuova creatura degli stimoli positivi. E quindi qui c'è proprio una testimonianza di un utilizzo concreto da parte di un genitore per entrare in contatto con i propri figli, addirittura nella vita prenatale.
Approfitterei anche, se sei disponibile, per spiegare un po' meglio questo concetto dei 432 Hz. Che cosa significa? È solo una questione di onda fisica? Riguarda l'accordatura degli strumenti? Ci spieghi un po' questo aspetto? Sì, intanto grazie per avermi riportato all'idea della gravidanza. Ci sono veramente tantissimi bambini che sono nati con la mia musica e poi vengono ai miei concerti, e quindi vedere questi genitori che arrivano col bimbo o i bimbi in braccio e mi dicono guarda, sono nati con la tua musica, mi fa veramente effetto. Sono contento che possa servire nel periodo prenatale, un periodo fondamentale dal punto di vista epigenetico. Proprio lì si creano quasi il 50% di tutti i marcatori molecolari che determineranno il modo in cui quel bambino costruirà il suo corpo e la sua vita. Quindi un momento fondamentale per il nostro sviluppo psichico, fisico, emozionale, proprio di percorso che avremo nella nostra vita. E riguardo i 432 Hz, proprio un capitolo del libro che sto scrivendo in questi giorni, ci vorrebbe un attimino di tempo, diciamo, facendo il riassunto del riassunto, come dice la professoressa Lucangeli. Questo La di questo pianoforte a coda produce una frequenza di 432 Hz. Questo significa che tutte le altre corde del pianoforte sono state accordate, tutte le corde di questo pianoforte, diversamente da come normalmente ascoltiamo la musica, che è accordata a 440 Hz, quella che ascoltiamo nei nostri dischi, sulla televisione, per radio, nei concerti. Questo tipo di accordatura a 432 Hz era stata valutata storicamente da molti compositori, in particolare Giuseppe Verdi si era battuto per mantenerla, lui stava meglio, i cantanti e i musicisti che lavoravano con lui stavano meglio con questa accordatura e sentiva che era qualcosa di più consono a come siamo fatti, quella che è la nostra natura, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre emozioni. Purtroppo poi un centinaio di anni fa sono state fatte diverse riunioni, era un po' il periodo della guerra e si è scelta un'accordatura più brillante che dovesse catturare l'attenzione appunto per l'esibizione, per andare in guerra, per essere svegli, brillanti, per utilizzarla in uno spot pubblicitario. Era il periodo anche dell'industrializzazione. Quindi era necessario avere una musica più brillante possibile per poter vendere più dischi possibili, per poter fare più successo possibile ai concerti. La musica 432 Hz ha un altro scopo, è interessante anche, adesso non c'è il tempo di farlo, ma lo leggerete poi sul mio libro che uscirà a maggio dell'anno prossimo, anche l'aspetto matematico, l'aspetto scientifico di come queste vibrazioni, queste frequenze, non soltanto quelle udibili, ma anche quelle non udibili, risuonano più facilmente con il nostro cervello, con i nostri organi e con le nostre cellule, che sono strumenti musicali che con il citoscheletro hanno proprio una trama di corde come gli strumenti a corda, come se fossero dei violoncelli, dei violini. Quindi è interessante che questo tipo di musica, l'effetto, ci porta più facilmente verso il silenzio, più dentro di noi. Quindi se vogliamo utilizzare la musica per essere più consapevoli, più concentrati, più allineati con noi stessi, con il nostro ascolto, quindi entrare nel silenzio e dentro di noi, qualcosa che il lockdown ci ha fatto un po' forzatamente, ci ha forzato a entrare dentro di noi. Ed è una cosa non facile da fare. Dobbiamo utilizzare una musica di questo genere, una musica che ci accompagna dolcemente nel silenzio, dentro di noi, non tanto una musica per l'esibizione, per capire se è bella o brutta e brillante come quella 440 Hz. È davvero molto interessante l'aspetto scientifico che si sta studiando in questi anni. Io mi sono dedicato in questi 7 anni soprattutto a ordinare i riscontri che ho avuto nel campo educativo, nel campo sanitario, nel campo agricolo, sulle piante, cosa è successo, che sono dovute sicuramente a una struttura di questa musica, di translational music. La mia musica ha una struttura particolare, che per esempio il maestro Peppe Vessicchio, abbiamo lavorato insieme in alcuni convegni, diceva, ecco, la tua struttura, che è una struttura completamente intuitiva, è importante
il linguaggio che parla questa musica con questo tipo di accordature di intonazione a 432 Hz. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è l'intenzione. Ecco, il maestro Vessicchio dice che la mia dote principale è l'intenzione che metto quando suono. Metto quel tipo di intenzione che Marco diceva probabilmente anche quando parlo, e l'intenzione è qualcosa che non si riesce tanto a misurare, ma è un po' come viene vestita questa musica, quindi quel linguaggio, quella struttura, ma anche come il modo in cui viene vestita. Non so se ho reso l'idea, lo streaming è difficile, però questi tre elementi insieme poi creano un determinato effetto di benessere. Certo, grazie mille, veramente. Abbiamo ancora degli interventi che leggiamo, come quello di Elena che ci scrive su Zoom, dice che tutto quello di cui si sta parlando è davvero interessantissimo, sono musicista e insegnante di sostegno e chiede se esistano dei corsi di approfondimento su questi argomenti, immagino oltre che come musicista anche come educatrice di bambini e ragazzi che hanno evidentemente qualche difficoltà in più. Sì, grazie Elena di questa domanda, perché uno degli aspetti più emozionanti di questo mio nuovo lavoro è che negli anni ho ricevuto riscontri di professionisti che utilizzano la mia musica, translational music, come integrazione per le loro professioni. Io non do dei libretti di istruzioni, quindi ognuno per caso è capitato un CD di translational music e ha detto prova a utilizzarlo nella scuola piuttosto che in 1000 ambiti diversi e in 1000 modi diversi. Quindi 3 anni fa ho deciso di riunire tutte le persone che utilizzano translational music per la propria professione, 70 per volta, 2 volte o 3 all'anno. Queste persone faccio un residenziale di 3 giorni in cui spiego i fondamenti di translational music, la parte della biologia un po', diciamo, oggi ho fatto un super riassunto, altri aspetti legati alla biologia, alla connessione, all'effetto che ha la musica sul nostro corpo e sulla nostra mente. E poi si crea proprio una rete bellissima tra tutti questi operatori, una rete tra gli insegnanti, chi opera nell'ambito sanitario. Si creano delle collaborazioni, degli scambi, delle discussioni, anche poi facciamo degli approfondimenti serali. Quindi per chi, se tu sei interessato ad approfondire questi temi, sul mio sito emilianotoso.com troverai un corso che sarà il 13 di novembre, quindi tra meno di un mese farò il corso di quest'anno, sarà online, però online dà la possibilità anche di aprire a persone che non erano mai potute venire dal vivo, e in cui in 3 serate, 2 serate e un pomeriggio, approfondiremo tutti questi temi e si creerà proprio una rete tra professionisti che operano nei vari settori, ma tutti con questo filo conduttore che utilizzano la musica. Sono serate che vengono registrate, quindi poi uno può ascoltarla poi quando ha tempo, se non riesce a collegarsi in diretta. Ci saranno dei momenti suonati, dei momenti esperienziali e anche delle cose pratiche per come viene utilizzata la musica nelle scuole e nei vari ambienti, e quindi ti aspetto in quella sede lì. Bene, ci è già arrivata la risposta di Elena che dice che parteciperà sicuramente. Quindi ci sono le opportunità per chi le voglia cogliere, e anche i mezzi tecnologici evidentemente ci consentono delle connessioni che altrimenti non sarebbero così facili, e quindi abbiamo anche questa fortuna. Bene, siamo addirittura d'arrivo, manca poco alla conclusione di questo bellissimo incontro. Lascio uno spazio al dottor Stefano Daros per un ultimo commento, considerazione o domanda, come preferisce. Beh, un paio di rimandi, di richiami a quanto è stato evidenziato. Da musicista e anche ex, ormai devo dire, compositore, perché col lavoro che faccio a scuola il mio tempo va alla scuola, mi è molto piaciuto l'aspetto, il parallelismo cellula umana, e quindi l'aspetto cellulare, l'indagare il micro, e quindi la cellula musicale
l'elemento che può generare una melodia, l'elemento che può essere la base di un brano, di una composizione musicale. Ecco, da questo punto di vista uno spunto che può essere dato ai docenti di musica e non, ecco, avvicinarsi anche o avvicinare gli studenti all'ascolto partendo dal piccolo, dall'unità, dalla piccola frase, dall'elemento tematico che poi prolifera. E poi un'altra cosa, sempre sul versante del parallelismo o connubio scienza ed arte, mi sono venute in mente alcune cose così che riguardano l'aspetto sia scientifico che artistico in una sorta di circolo così virtuoso, perché se parliamo di arte musicale possiamo anche ricordare l'artigianato musicale, quindi tutta la liuteria, gli organari. In Italia abbiamo avuto nei secoli scorsi famiglie di organari e ognuno di questi organi ha una sua soggettività, è un esemplare unico. Ogni famiglia aveva qualche ricetta nascosta per miscelare i metalli, per i tempi di fusione, per i tempi di raffreddamento, spessori delle canne e quant'altro. E quindi tutto l'aspetto poi tecnologico legato alla musica, venendo ai giorni nostri, tutti gli aspetti appunto di informatizzazione, di tecnologia del suono, di fisica acustica, quindi c'è un circolo virtuoso di saperi che ruotano attorno alla musica che è bene indagare e a scuola oggi, visto che si tende sempre più a un'intersezione di saperi, ecco che la musica dà spazio per approfondimenti scientifici, tecnici, filosofici e nei vari ambiti del sapere. Sì, molto bella questa cosa. Non mi ricordo più qual è stata la prima parte, adesso ero talmente concentrato su questa della prima parte che era anche molto interessante. Allora anch'io, a dire la verità, sono concentrato sull'ultima, e questo circolo, forse che qui si può... L'ultima. Sì, la cellula. La cellula, sì. La cellula, sì. Il parallelismo, no? La cellula è come elemento generante una composizione musicale. Sì. Ecco, questa parte ha proprio generato una serie di convegni, di seminari che ho fatto, che si intitolavano La biologia e musica, perché questi due mondi che così diversi tra di loro, che ho studiato anche in modo completamente diverso, la scienza, la biologia, la misurazione, la dimostrazione, gli esperimenti, e la musica che per me era completa libertà, quindi fuori da ogni regola, fuori da ogni schema, ho scoperto poi negli anni come invece abbiano delle terminologie e dei modi di muoversi molto simili. Quindi il ritmo che c'è nella natura, che c'è nella musica, la cellula, lo spartito anche, che è un po' come lo spartito, il DNA che c'è nelle nostre cellule. Lo spartito da solo, il DNA che l'uomo per decine di anni pensava determinasse la propria vita, quello che c'è scritto nel DNA sicuramente avverrà da solo, lo spartito non succede niente, non suona, non crea emozioni, non crea musica. E lo strumento che è il nostro corpo, per me come un po' come uno strumento musicale, accordato in un certo modo, da solo non crea musica. Quindi si vede proprio come la musica e la vita siano un flusso, tutte e due, che mette in relazione determinate parti. Quindi le note che scriviamo sullo spartito, senza la musica che è quel flusso, non prenderebbero vita. E la stessa cosa, la vita che c'è nelle nostre cellule, senza quel flusso, quel filo conduttore, non creerebbero la vita del nostro corpo. Se noi prendiamo tutti gli elementi di una nostra cellula, di un nostro corpo, che abbiamo studiato dal punto di vista chimico, così, in modo così
peculiare, li mettiamo insieme, mescoliamo, lasciamo lì 10 milioni di anni, non nasce la vita. Ci deve essere un elemento quasi segreto, un flusso che entra e li mette in relazione e li fa muovere. E la stessa cosa se noi prendiamo una manciata di note, le più belle del mondo, con l'accordatura più bella del mondo, la più importante che abbiamo studiato, avere degli effetti, se non li mettiamo, li facciamo interagire attraverso la musica, in quel modo queste note non prendono vita. E quindi mi piace anche creare questo spostamento di prospettive. In fondo sono solo due prospettive di una stessa osservazione, che è quella del nostro benessere e del nostro corpo. Ed è anche molto bello avere che ho avuto a che fare in questi anni con gli accordatori, con i costruttori di pianoforte. Io quando ho suonato per caso un pianoforte come questo, uno Steinway che mi è arrivato per caso in un concerto, ho proprio sentito come questo tipo di strumento fosse il mio strumento per poter esprimermi attraverso queste composizioni. Con gli altri andava bene, mi sono affezionato tantissimo ai miei pianoforti che ho avuto, a quelli che ho avuto quando andavo a suonare nelle diverse parti d'Italia, quindi a vedere anche come gli artigiani, gli accordatori lavorano diversamente nelle diverse parti d'Italia, nel Veneto piuttosto che in Sicilia, piuttosto che... e anche chi organizza per me, chi mi vende i CD. Translational Music è un mare di cellule sotto un cielo di musica. Questo mare di cellule si trasferisce da una persona all'altra per il passaparola, ancora nel 2020. Quindi non ho produttori, editori o sponsor che mi dicono ok, ti prepariamo 20 concerti in Italia, aprono il teatro e io entro dentro. È tutto un passaparola tra casalinghe, tra assessori, tra persone che lavorano nei campi più diversi, vengono ad un mio concerto e dicono io voglio portare questa cosa nella mia città. E da lì trovano chi gli accorda il pianoforte, chi trova la sala, il teatro. Quindi è stato molto bello sperimentare in questi anni, molto faticoso anche, ma talmente bello che non ho sentito la fatica, un po' come nel parto che dicevamo prima, riuscire a entrare in connessione con vibrazioni così diverse nelle diverse parti d'Italia, con artigiani così diversi, persone che si occupano di musica, un mondo per me completamente sconosciuto fino ad anni fa, il mondo dei diritti d'autore, il mondo degli accordatori, il mondo dei violinisti, dei violoncellisti, dei flautisti, con cui ho avuto a che fare per poter esprimere anche col violoncello e il violino le mie composizioni. Quindi grazie anche di questa suggestione che mi ha portato un attimo a ripercorrere come una carrellata quello che mi è successo. Grazie dunque al dottor Stefano Daros, lo ringraziamo anche a nome dell'intero festival. Grazie a E voi. buona continuazione di lavoro con gli studenti del liceo musicale. Grazie veramente a Emiliano Toso, ringraziamo anche Percorsi 06 che ci ha aiutati a realizzare questo incontro che abbiamo veramente gradito moltissimo. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori, le persone che sono connesse con noi a segnarsi anche i prossimi incontri. A breve incontreremo il dottor Crepè alle ore 17:30 e quindi vi invitiamo a continuare a partecipare agli appuntamenti del nostro festival che potete trovare nel sito www.educhiamocivittoriaveneto.it. Veramente un incontro ricco di suggestioni e di possibilità per tutti noi che vogliamo educarci per essere educatori migliori, per i nostri bambini, per le nostre bambine, per le ragazze e per i ragazzi. E un grazie veramente molto molto sentito a Emiliano Toso per essere stato qui con noi. Per scaramanzia non gli facciamo gli auguri per domani, però noi speriamo veramente che domani lui si faccia un altro meraviglioso regalo come quello che si è fatto tempo addietro il giorno del compleanno, un regalo di cui stiamo beneficiando tutti. Quindi lo ringraziamo di cuore e lo salutiamo caramente, grazie per aver contribuito al nostro percorso. Grazie Marco, grazie a tutti. Domani passerò una giornata bellissima al mare con le mie bambine, questo sarà il regalo più bello del mondo, ad ascoltare il suono del mare. Grazie a voi, è stato bellissimo fare questo pomeriggio con voi e ho organizzato questi eventi che sono, credo, importanti per dare prospettive diverse anche nella scuola, un ambiente non semplice in cui lavorare. Spesso lavoro con insegnanti e più che altro utilizzo la musica per rilassarli, perché vedo che
sta diventando un ambiente difficile, sia per gli studenti che per i genitori e per gli insegnanti. Esatto. Quindi sono sicuro che queste prospettive diverse apriranno delle nuove frontiere in cui si possa umanizzare un po' di più l'ambiente della scuola. Bene, noi speriamo di aver contribuito al fatto che tutti possano cogliere queste occasioni. Grazie ancora, arrivederci ai prossimi appuntamenti di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Buon pomeriggio.